Vedi che il gelido Soracte è candido di neve rigida. Con queste parole, il poeta romano Orazio dipinse quel luogo misterico che prende il nome di Monte Soracte, testimone immemore di antichi drammi, tempi o di rituali occulti. Il monte fu sede favorita per l'espressione di molteplici complessi magico-rituali, appartenuti a numerose etnie nel corso della storia dell'uomo. Oggi vi vogliamo raccontare molteplici storie, come molteplici sono i popoli che hanno vissuto in questo territorio, tra varie, diversissime tradizioni e culture, tra questi alberi e tra questa pietra, hanno convissuto tante volte, altre scontrandosi però. La storia inizia probabilmente da un fatto che può sembrare insignificante: la roccia. Il Monte Soracte, infatti, presenta una peculiarità: è composto principalmente da calcare. Ed è noto che le rocce calcaree, particolarmente friabili, favoriscono fenomeni di karsismo. L'erosione della roccia ha portato nel tempo alla formazione di 3 enormi voragini, i Meri, la cui profondità media si aggira intorno ai 115 metri. Il secondo punto da prendere in considerazione è l'attività vulcanica. Da queste voragini o pozzi fuoriescono ancora oggi consistenti nebbie di condensazione, vere e proprie esalazioni dal terreno che avvolgono le pendici del monte, lasciando quell'impressione livida e meravigliosa che sotto gli strati di roccia respiri un inferno nascosto. In un territorio simile, dove vari scavi archeologici confermano fosse abitato già nel V millennio a.C., alcune popolazioni hanno eretto i propri idoli e costruito i propri luoghi di culto. Ma tu lo sapevi che al Monte Soracte c'era anche un anfiteatro? No, Romano, penso? no. Vedi la parte qui estesa, no? Per contenere la voce, far sì che si espandesse correttamente. C'è una targa lì, però penso che erano abbastanza, cioè erano dei ruderi che hanno sistemato. Certo. Sì, perché hanno fatto una colata di cemento al centro dell'anfiteatro, quindi l'hanno proprio rimesso in sesto. Riqualificato. Riqualificato, sì. No, Wow. non sapevo però ci fosse, nelle nostre ricerche non è comparso nulla a No. riguardo. E così il Monte Soracte vide sorgere il culto del dio Soranus, conosciuto come Sur, il nero, o come Suri, dal luogo nero, ovvero gli inferi in lingua etrusca. Soranus era una divinità, ecco, conosciuta da molte popolazioni italiche, era una divinità inserita nel pantheon di molte popolazioni, dai Sabini agli Etruschi e dai Latini ai Falischi. Proprio questi ultimi riconoscevano una paredra del dio Soranus, una compagna che solevano chiamare Feronia, il cui culto, ancora una volta, prese vita proprio sul Monte Soracte. Secondo le parole di Strabone, ai piedi del Monte Soracte è la città di Feronia. Ha il nome a comune con una divinità di quel luogo, grandemente onorata dagli abitanti circonvicini e della quale avvico là un tempio dove le suole essere renduto un mirabile culto. Perché alcuni invasati da quella dea attraversano a piedi nudi un ampio letto di cenere calda e di ardenti carboni, senza rimanerne offesi, e vi concorre gran numero d'uomini, così per la fiera che vi si celebra ogni anno, come per lo spettacolo orora detto. coloro, i quali professavano il culto di Soranus e della dea Feronia, venivano chiamati Irpi Sorani, cioè lupi di Soranus. Dalla lingua oscastanita sabina, Irpus significa appunto lupo. Costoro, i quali vedevano nelle esalazioni del terreno il respiro del dio Soranus, si esponevano a questi vapori e prendevano anche una leggera intossicazione. Questo era fatto per guadagnare il vocabolario, per acquisire quello che è la
possibilità, che poi è il viaggio, è la trance del sacerdote, di poter parlare con la divinità. Una volta interpretati i voleri del dio infero, allora la cerimonia poteva avere inizio. I sacerdoti bruciavano della legna di pino e cospargevano il terreno di queste ceneri ardenti. Così tutti gli iniziati, i sacerdoti, correvano e danzavano e portavano stretta fra le mani le viscere delle capre che avevano sacrificato al dio Soranus e correvano su questi carboni ardenti senza tuttavia bruciarsi. Infatti questa corsa, questa danza veniva fatta a piedi nudi e Varrone stesso ci informa che probabilmente spalmavano sulla pianta dei piedi una particolare droga che faceva sì che appunto la pelle non bruciasse. Non può essere un caso, infatti, che nel vicino paese di Santorese, che si trova proprio qui, alle pendici del Monte Soratte, veniva tramandata una storia, una capra con due teste, oppure una variante, una capra con la testa orribilmente rovesciata all'indietro. Questo, secondo alcuni studiosi, rimanderebbe proprio a Giano, il dio bifronte che vede e guarda l'anno vecchio, ma ha lo sguardo già verso l'anno nuovo. Se questo discorso anno vecchio e anno nuovo vi ricorda qualcosa, avete visto il nostro video sulla Befana sicuramente. Lungo il percorso si possono anche trovare queste cassette, queste lanterne, per il book crossing, un'iniziativa molto carina del comune di Santoreste. Allora, quali libri ci sono? Piccole donne crescono. Giovanni Paolo II, Daniel Steele, poi che hanno messo? Leggi tu che io so al contrario. Nicholas Sparks. Nicola Scintilla. Non c'è nulla di cui sarei interessata. Ma cosa collega gli Irpi Sorani al lupo? Narra una leggenda che durante un sacrificio in cima al Monte Soratte, un branco di giganteschi e feroci lupi rubò le carni delle vittime sacrificali, fuggendo via per la foresta. Degli uomini coraggiosi allora inseguirono le bestie fino a una grotta oscura, dalla quale provenivano funesti vapori infernali. Queste esalazioni decimarono gli uomini, ma non intossicarono né tantomeno danneggiarono in nessun modo i lupi. Coloro che sopravvissero tornarono al villaggio, ma poco tempo dopo una terribile epidemia decimò la popolazione. Fu allora interpellato l'oracolo, il quale spiegò che questi lupi erano protetti da Plutone e l'aver seguito queste bestie fino alla caverna proibita aveva provocato la sciagura della pestilenza. L'unico modo che gli abitanti del villaggio ebbero per purificarsi era quello di assurgere alla stessa condizione che aveva protetto i lupi. Ne indossarono allora le pelli, ne mimarono i comportamenti, pervenendo in questo modo alla condizione ferina. Allora, diciamo che i cartelli sono abbastanza sbagliati, perché noi abbiamo fatto il sentiero più lungo, ok? Però quando a partire dal percorso vita c'è scritto 45 minuti per arrivare all'eremo, in realtà non è vero, 45 minuti per arrivare al bivio. Quindi, E ogni volta si tratta di bivi. sì, considerate che poi ci sono altri, quanto più o meno, quanto sarà un'altra mezz'oretta per arrivare all'eremo da qua, almeno. Sì. Quindi fate bene i calcoli, non fidatevi tanto delle informazioni che vi danno. Ricordatevi che il sentiero è stretto, sassato, i bambini è Molto. meglio che non ci vengono. 45 minuti arrivate al bivio e poi una mezz'oretta all'eremo, quindi fate i Speriamo. calcoli. E non venite Ci aggiorniamo. in piena estate, ok? Perché Sì, qui sì. sotto al sole Troppo è caldo. troppo. Un culto questo, quello di Soranus e di Feronia, che non ha nulla a che vedere con la civiltà romana, ma che verrà assimilato dagli stessi, probabilmente attraverso la cosiddetta formula dell'evocatio. L'evocatio era un modo che i romani avevano per conquistare le città, era sicuramente un'arma psicologica, ma era anche un'arma rituale, se così si può dire. Prima di conquistare una città, prima di attaccare un nemico,
il generale romano o il dittatore pronunciava questo rito, questa formula, appunto, che faceva sì che la divinità protettrice dei popoli nemici si sarebbe in qualche modo schierata dalla parte di Roma. Infatti i romani promettevano a qualsiasi divinità fosse passata sotto la bandiera di Roma, gli promettevano un tempio dedicato interamente al loro culto. È per questo motivo, infatti, che all'interno di questo eremo meraviglioso, l'eremo di San Silvestro, possiamo trovare ancora i resti di un tempio romano, il tempio di Apollo Soranus. E vai, questa è la fierezza dopo aver girato l'intero Monte Soracte e tutte le sue cime. Solo i popoli aggressivi potevano vivere qua, solo i popoli lupi, uomini lupo. Ecco, quella è la casaccia dei ladri ed è una delle cime, ci siamo fatti quella, poi abbiamo proseguito, c'era questa seconda, su e giù per i monti, fino ad arrivare a questa qui, dove intravediamo l'aereo. Guarda come mi sono coperta dal sole. Siamo finalmente arrivati a quest'eremo. È bello, molto bello, però è stato un sacco faticoso arrivarci, anche perché tutti i sentieri sono strani, cose. Quindi tutto così, letteralmente su e giù per le cime di questa montagna. Fico. E ora ci mettiamo a mangiare e poi vediamo con pace, o in pace. In pace, io ormai non ragiono più, in pace questo eremo. Ma perché su questo monte, che era abitato da popolazioni che praticavano culti esoterici, abbiamo un eremo naturalmente cristiano, fondato da un papa, fondato da Papa Silvestro I, o così vuole la leggenda. Infatti si dice che Papa Silvestro I, in fuga dalla 10ª persecuzione di Diocleziano, si sia rifugiato proprio qui, a Monte Soracte, e qui abbia appunto fondato questo meraviglioso eremo che è alle mie spalle. Tuttavia l'eremo risale a qualche secolo più tardi. L'eremo infatti fu costruito nel VI secolo d.C. Pensiamo che Papa Silvestro I è comunque un uomo che visse nel IV secolo d.C. Quindi c'è un gap temporale, un gap che può essere spiegato naturalmente dal Medioevo. Il Medioevo produsse una grandissima quantità di fonti su Papa Silvestro I, fonti che andarono anche a creare dei miti e delle leggende su costui, tra cui pensiamo al battesimo di Costantino, che viene attribuito a Silvestro I, pensiamo alla meravigliosa cura, la taumaturgia di Papa Silvestro I, alla cura della lebbra che aveva contagiato l'imperatore, quindi tante espressioni, tante vicissitudini che si suole attribuire a questo santo, ma che in realtà è frutto di una trascrizione successiva. È sicuramente questa una leggenda nata dalla letteratura agiografica del tempo, forse proprio da quella vita beati silvestri che tanto volle concedere al santo, e che dimostra ancora una volta come il cristianesimo si sia dovuto estendere su mondi che portano come retaggio culture diverse, antiche, ricche, incontrandosi e scontrandosi inevitabilmente con tutte quelle credenze magico-sacrali che ognuno di questi mondi inglobava in sé.
aperti, mente rilassata. Sì, mente, fronte. Abbiamo un eremo. Un erepo. Un erepo. Una mosca! Una cosa immensa. Vattene. Vai col percorso fitness. Ma coi piedi sì. Aspetta. Eccoci qua, cotolette in viaggio.